mi ero trovato, sono vicepresidente della banca. Questa sera non ho potuto presenziare purtroppo il presidente perché purtroppo anche lui è stato colpito da questa influenza che sta ormai disseminando un po' di persone, quindi lo sostituisco per presentare questo progetto che la banca ha voluto con grande forza, con grande entusiasmo e che vuole spingere nei prossimi mesi, nei prossimi anni, affinché effettivamente assuma sempre più concretezza. Lo spirito è quello ovviamente di rappresentare quelli che sono i valori del credito cooperativo e quindi fare sentire sempre di più la vicinanza, considerate quelle che sono ormai le dimensioni che bisogna assumere anche come istituti di cooperazione, che essere vicini ai territori, vicini alle persone, vicini ai soci e dare, diciamo, un supporto alle famiglie, spingere i giovani in iniziative, in attività che possano essere utili e funzionali a far crescere territori sempre più vicini senza disperdere, diciamo così, quelli che sono i valori fondanti del credito cooperativo. Patavina con te è una storia di successo già in partenza. Abbiamo avuto l'onore di nominare consiglieri di amministrazione che stanno rappresentando veramente con tenacia, con effervescenza il progetto. Siamo davvero felici delle scelte che abbiamo fatto e quindi lascerei anche la parola, insomma, per presentare questo progetto. Magari ringrazio anche il sindaco che ci ha ospitati e magari se facciamo fare, cosa dici, due parole prima al sindaco e poi presentiamo il progetto della Patavina. Sì, poi alle 18:30 ho la messa con il vescovo a Sant'Andrea, non posso mancare Se la facciamo il vescovo, no, ma fai presentazione, così almeno. Allora, io vi presento Daniela Galante, che è la presidente della GUP Patavina ETS, ma che è anche direttrice in questo caso di Ireco Veneto e segretario generale di COS Cooperative Veneto. Pertanto, insomma, nel mondo della cooperazione ci sei a incontro. Daniela, il vicepresidente ha parlato della motivazione generale che ha spinto Patavina a sostenere questa iniziativa è quindi far capire ai nostri interlocutori di cosa parliamo concretamente. Grazie, intanto prima di entrare nel vivo solo un ringraziamento a tutti i presenti, davvero oltre a diciamo il sindaco, il padrone, insomma, almeno in questo momento, ecco, un signore, ma anche a tutte le associazioni di categoria, i giornalisti, ecco, noi siamo qui per il territorio, quindi ringrazio il territorio. Patavina con te è un'associazione non profit, un'associazione mutualistica del terzo settore che ha, come ha detto bene il dottor Trovato prima, l'obiettivo di svolgere quell'azione, aiutare anche la banca, che è la prima che vogliamo anche ringraziare, perché se siamo qui e se Patavina con te è nata è per volontà del socio sostenitore Banca Patavina e Banca Patavina, a cui si sono associati anche altri 34 soci fondatori, però l'obiettivo è proprio quello di riuscire a svolgere in maniera più organica e anche, diciamo, con meno vincoli. Voi sapete che oggi tutta la normativa di riforma bancaria spinge una serie di cambiamenti che rendono quell'azione che rende le banche di credito cooperativo il vero patrimonio del territorio e diverse dalle altre banche, rendono un po' più difficile fare questa attività, perché nei canoni normali dell'attività bancaria quella che è l'articolo 2 dello statuto delle banche di credito cooperativo non è propriamente consono con un'attività bancaria, e quindi Patavina con te vuole essere uno strumento per aiutare Banca Patavina a svolgere in maniera più efficace, più articolata e diciamo armonica tutto quello che è sempre stato fatto dalle banche di credito cooperativo e dalla Banca Patavina, diciamo, con l'attività rivolta ai soci, ai territori e alle attività. Come? Noi svolgeremo una serie di iniziative in ambito, quando uno pensa al mutual, ma pensa alla parte sanitaria, che è sicuramente una parte, c'è la possibilità di richiedere una parte, diciamo, di rimborso delle spese
medico-sanitarie sostenute, di avere degli sconti in alcuni collaboratori che sono convenzionati nel territorio di Banca Patalina, ma essendo che la Banca Patalina con te è socia di Comipa, che è un consorzio del mutuo e del credito cooperativo, in realtà anche in altri territori con la tessera, che sarà una tessera online anche per essere sostenibili, quindi tutta digitale e scaricabile anche sul telefono, si potranno ricevere servizi e prestazioni in convenzione con scontistiche anche su altri territori. Però al di là della parte sanitaria l'obiettivo è anche quello di creare rete e anche quindi un modo per creare sviluppo all'interno del territorio, promuovendo convenzioni sia in attività di carattere sociale, creativo, educativo, sportivo, culturale. Cioè noi abbiamo tutta una serie di attività che saranno rivolte ai giovani, alle famiglie, quindi ci saranno anche una serie di sussidi legati alla nascita di figli, piuttosto che all'iscrizione alle scuole, all'università, per essere un po' vicini alle diverse tipologie di persone, appunto, e di attori anche economici che abitano il territorio, cercando anche di alimentare la relazione tra diverse realtà economiche e tra i clienti e i soci della Banca Patalina, che sono i nostri destinatari, cioè la nostra attività è rivolta ai soci e ai clienti della con te, che sono circa 60.000, se non sbaglio. 10.000 i soci, 50.000 i clienti. Quindi un po' di più, 61.000, e quindi questo è il nostro target di riferimento, con l'obiettivo di far sentire la banca sempre più vicina, anche facendo magari campagne di prevenzione o qualche iniziativa culturale specifica, anche di aggiornamento, di informazione, cioè le attività possono essere veramente, e faremo anche un'attività di ascolto dei soci in modo da andare anche a promuovere delle attività che siano coerenti con i fabbisogni. Ecco, poi una cosa di cui abbiamo discusso in fase iniziale è anche quella che le banche di credito cooperativo fanno un grande sforzo appunto per il territorio. Molto spesso le attività sono tante, no? E a volte potrebbero sembrare scollegate, non si riesce a volte a dare una reale dimensione dell'impatto che queste attività rivolte al territorio, la ricaduta del reinvestimento sul territorio possono avere. Ecco, il nostro obiettivo è anche quello, no? Visto che noi comunque terremo d'occhio tutta la nostra attività, rendiconteremo anche, al territorio la mole di lavoro, gli ambiti di intervento, eccetera. In questo momento siamo partiti con alcune iniziative, ma abbiamo soprattutto fatto tutta un'attività per poterci presentare, appunto oggi in maniera strutturata, di formazione, anche da parte di tutta l'attività strutturale per fondare l'associazione, iscriverci al RUNS, tutte le cose che dobbiamo fare, ma anche quella di avere proprio tutto l'organico della Banca Patalina informato, consapevole e in grado di supportare il nostro anche sviluppo sul territorio, perché siamo comunque un braccio operativo di quella che è l'attività della Banca. Presidente, io mi permetto, perché i giornalisti vorrebbero forse capire anche in modo più concreto perché un socio, un cliente di Banca Patalina ha interesse ad aderire a questo progetto, qual è il vantaggio concreto? Allora, il vantaggio concreto appunto è beneficiare di una serie di scontistiche, ok? Poi abbiamo un sito che è www.patalinaconte.it, abbiamo un'app già, quindi ci si può anche iscrivere online, ci saranno una serie di scontistiche proprio in realtà convenzionate ovviamente del territorio, poi ci saranno tutta una serie appunto di iniziative alle quali potranno partecipare i soci di Patalina con te, faremo delle attività di prevenzione, quindi possono essere screening, possono essere eventi magari anche di aggiornamento, di opportunità, visite a Bruxelles, cioè sono venute in mente alcune cose che noi potremo organizzare rivolte a target specifici di soci e di clienti della banca. Ecco, quindi questo è per i clienti azienda, l'obiettivo è anche quello di entrare tra i nostri convenzionati per entrare nella rete appunto delle persone che potranno beneficiare di servizi. Quindi ecco, l'obiettivo è anche mettere in rete tra di loro le persone sul territorio e fare che la banca, anche per le imprese del territorio, possa essere un buon anno di attività. Per fare vantaggio economico, vantaggio sociale, culturale. Sì, attività in ambito ricreativo, sportivo, quindi ecco,
siamo proprio aperti soprattutto all'ambito famiglie, giovani, adulti, con tutte le attività di tipo culturale, educativo, eccetera, e dopo sto pensando a tutte le attività che si possono fare in ambito sanitario, sociale, ricreativo. Ecco bene, poi se qualcuno ha delle domande Specifiche. Quindi solo i soci? Come tutte le associazioni, tendenzialmente possiamo lavorare soprattutto verso i soci, o comunque per i soci c'è un occhio di riguardo, ovviamente. Quindi all'inizio noi diciamo possono aderire a Patavina con te al momento sono soci pieni della banca. Poi alcune attività che faremo potranno essere aperte nel territorio, magari anche con l'obiettivo di facilitare la conoscenza della banca e anche dell'associazione. Bene, allora, Vice Presidente, possiamo dare la parola al Sindaco Mauro Ambellano? Ok. Sì, grazie.